Molise je pokrajina u Italiji. U njoj već 500 godina žive Hrvati koji su se doselili iz Dalmacije i čuvaju svoj jezik u izvornome obliku. Moliški Hrvati redoviti su u crkvi na misi, ali, kaže nam fra Petar, iz povijesnih razloga ne poste petkom. Život od poljoprivrede nije više po mjeri mlađe generacije koja napušta 3 hrvatska grada, a njihove se kuće mogu kupiti za 30.000 eura, čak dobiti besplatno. Druga priča iz talijanske provincije Molise. Iz 3 grada živopisnih imena, San Felice, Montemitro i Acquaviva Collecroce, za širu javnost Hrvatske malo poznata mjesta. Tako blizu mora, 25 km zračne linije, a tako daleko. Gradovi su na 3 brda, imaju svoju povijesnu jezgru, a u podbrđu se bave poljoprivredom, znaju biti i vinari i maslinari. A zajedničko im je, i za nas najzanimljivije, da su gotovo svi hrvatskoga podrijetla, talijaniziranih imena i prezimena. C'è un continuo esodo, perché purtroppo Dove si va la gente? sì, i giovani vanno a studiare nelle città e inoltre qui non c'è lavoro e quindi rimangono, una volta finiti gli studi, rimangono e si sistemano nei posti in cui c'è maggiore offerta di lavoro, perché questo è un paese, una comunità prettamente agricola. E l'agricolo non funziona troppo, no? No, va abbastanza male da un po' di anni a questa parte. La peculiarità della nostra comunità, del nostro paese, insomma di tutta il Basso Molise, è la produzione di olio e di vino. In San Felice abbiamo anche un frantoio oleario e una cantina che produce vino, però nonostante questo purtroppo non si riesce a mantenere un livello occupazionale alto, per cui i giovani sono costretti ad abbandonare il paese. I San Felice si chiama come? Si chiama San Felice del Molise. Ma in croata? Filić. Da nema posla za mlade, uvjerili smo se gledajući prazne uličice San Felicea, a onda smo doznali kako je cijeli budžet grada 200.000 eura na godinu, tako da nema fondova za društvene djelatnosti koje bi zadržale mlađe i ambicioznije. Dogradonačelnica Filića, volonterka, također je poslužila kao dokaz. Anche lei di San Felice? Sì, anche io sono nata qui e vivo a San Felice. E lavora anche qui? No, purtroppo qui non c'è possibilità di lavorare. Lavoro dove ho studiato, dove ho frequentato l'università e quindi lavoro presso l'università e faccio pratica da avvocato. E dove? È il capoluogo di regione, quindi è Campobasso, una città distante da qui circa una tantina di chilometri. E così bisogna viaggiare? Per forza, perché tutti i giorni, 80 giorni, 80 chilometri. Sì, per forza, perché se bisogna lavorare, insomma, bisogna per forza viaggiare. 3 hrvatska grada u Moliseu imaju svoje svećenike i svoje crkve. Došli su prije 500 godina i do danas se drže svojih običaja i vjere. Fra Josipe, kad ih je najviše u ovoj crkvi, koliko ih bude? Dakle, imaju 2 svete mise. Ja uvijek računam na prvoj misiji dođe oko 50-ak, a na drugoj oko 100, od 100 do 150. Toliko puno? A puno, nije baš puno. A na koliko župljana? Pa ima stanovnika oko 700. Stoljećima nisu imali nikakvu vezu s Hrvatskom i prekojadranskim Hrvatima. A onda u kratko vrijeme posjet predsjednika Republike, predsjednika Sabora i 2 put Hrvatske televizije. Evo nas sada u drugom gradu, Montemitro. I ovdje nas prima gradonačelnica. Signora Sindaco, cosa rappresenta questo? È il gonfalone del nostro comune, ci sono i simboli della nostra comunità, quelli più rappresentativi, quindi la nostra Santa Protettrice, il nostro campanile e questa stella che ci lega, diciamo così, in maniera... queste sono le bandiere della regione Molise, dell'Unione Europea e quella italiana. E qui? E qui abbiamo la foto del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e il simbolo della croce.
della nostra religione. La croce sta negli uffici in Italia normalmente? Sì, normalmente sta negli uffici in Italia, anche se in questo momento c'è questa diatriba internazionale sull'esporre o meno la croce nei luoghi pubblici, perché sappiamo sulle cronache europee soprattutto è stato oggetto di disquisizioni questo tema. Però noi è un simbolo che ci rappresenta la nostra tradizione e è uno dei valori nei quali crediamo, e quindi per me va mantenuta, anzi ho voluto metterla. Questa storia degli croati che sono arrivati è importante oggi? Si ricorda qualcuno di questo? Noi la viviamo tutti i giorni, a casa mia con i miei bambini parlo correntemente questa curiosa lingua, la chiamo io, no? Perché non è un dialetto italiano, ma è un mix fatto da antiche parole, come se faccio sempre questo paragone con i miei bambini. Gospođa San Martino, vi ste se fino ovdje udali u Italiji i onda iskoristili da radite što? Predajem hrvatski jezik i kulturu u ova 3 hrvatska mjesta i sad sam ovdje već skoro 10 godina. Plaća me naše ministarstvo prosvjete i imam ukupno oko 100 učenika. Ti učenici, jesu li oni od doma donijeli neki hrvatski koji je jako različit od ovog našeg standardnog? Pa nije, oni svoj jezik zovu nanašo i ja ga razumijem, makar sam iz Zagreba, Dalmatinci bi ga razumjeli bolje, ali evo sad se već snalazim jer kao što sam rekla živim ovdje već dulje vremena. Ali to jako puno koristi da oni razumiju hrvatski moderni. A govorimo italijanski, tako da mi imamo na satu 3 jezika. U sva 3 grada talijanska vlada i Europska unija donirale su lijepe knjižnice i prostor za literarne susrete. Tu se čuva moliški hrvatski, čudna kombinacija starog hrvatskog jezika s dalmatinskog podneblja, povremeno kombiniranog s talijanskim koji uvijek ulazi u uši. Sad ćemo od jednog moliškog Hrvata čuti kako u originalu na moliškom hrvatskom glasi njegova pjesma o tome gradu Mundimitru. Za te počet su iskal tvrdo, ter su zabralovi lipi brdo. Su te tunalo okolo fiške kano riba okolo liske. Su te škrimal s ovimi puti, zvono u srid, ke čelja de budi. Puta oš putica do tebe zahodaju, ke larga oš dubrave bahodaju. E ti stojiš lipo de zgora, jer ke jesi inđera mora. Gledaš dol nadno, ti barbori rikica. Dviniš oči je majela kano kraca. Stoteni svići se vidu binoće, sve ti se braćaš, naideš oči. Moliški Hrvati sad znaju više o Hrvatskoj, o povijesti, poznaju vodeće političare, ali kad smo došli do hrvatskih proizvoda, osjećao sam se kao u Češkoj i Njemačkoj. Conosce lei un prodotto croata di nome? Sai che mi prende la sprovvista? No, di nome proprio un prodotto, no, per esempio... Come baci perugina, come... Ha ragione, credo... Tranne i classici liquori che si possono, Slivovic o Kruškovac, insomma questi prodotti tipici così di questo genere. Altri prodotti qui non ne conosciamo. Potrei dirle la storia della cravatta, no? Che deriva dalla Croazia, però in effetti di prodotti non ne conosciamo, non ne arrivano. Hrvati ovdje čuvaju svoju tradiciju izvođenja živih jaslica, pa smo dobili jedan DVD kako bismo vidjeli tu predstavu. Fra Petre, ovdje sve izgleda kao u našoj Dalmaciji, jedino sam čuo da vjernici ovdje ne poste petkom. Zašto? Pa to je stara tradicija koju su oni donijeli iz svoje stare domovine kad su došli ovdje početak 16. stoljeća. Naime, oni su sa sobom donijeli jedan mali stari kip drveni Svete Lucije i to je zaštitnik ove župe u Mundimitru. I oni slave, dakle, prvi petak u mjesecu velika fešta i zadnji petak u mjesecu svibnju zadnja fešta. I sve druge petke kroz mjesec svibanj slave. Pa im je biskup iz Termole rekao da ne smije slaviti toliko fešta petkom i čude se zašto oni to rade. A oni su mu protumačili. Naši stare dida su nam rekli da su došli jednog petka u svibnju ovdje u Italiju, u Molise,
A mi ne znamo koji je to petak, zato slavimo sve petke. I da bi Biskup rekao, ajde možete barem prvi i zadnji, ali ove druge, ali nam pustite barem malo da možemo i one druge, nemojte nam pustiti da preskočimo. Evo do dana današnjega, pa i ja to danas slavim s njima na taj način. Dobro, mi nismo ovdje neka manjina, mi smo njih znali asimilirati, je li to točno? Da, i postoji jedan povijesni događaj kojega oni meni pričaju, zapravo što se dogodilo. Bilo je jedno vjenčanje, mladiće iz sela, od ovoga hrvatskog, staroga, a djevojka iz jednog talijanskog sela. I kad je došla u kuću, običaj je ovaj, da odmah mora učiti stari hrvatski jezik. Ako u roku od 3 mjeseca ne nauči jezik, mora se vratiti svojoj kući. I zato su se Talijani asimilirali u njih, a ne oni među Talijane. Treći je gradić Acqua Viva Collecroce, isti princip. Mjesto je na brdu, lijepo, sređeno i s malo stanovnika. Jedva 700, a nekad ih je bilo puno više, kaže nam treći gradonačelnik. Diciamo che negli anni 50 erano circa 2500. Poi dai primi anni 50, diciamo dal 48-49, un po' in Argentina. E dopo c'è stato qualcuno che è andato in Australia e da lì è stato proprio diciamo, sono andati via proprio ogni mattina partiva 10-15 persone, insomma, che si sono trovate bene, mi sa, in Australia e sono rimasti lì e hanno messo su famiglia lì, le radici e si sono integrati benissimo in Australia. Io sono stato in Australia e devo dire che tutti i nostri concittadini che stanno in Australia stanno benissimo. Mi smo baš imali sreće kako je stalno padala kiša i kako se opet spustila gusta magla. Pokazat ćemo vam preko makete zašto se to zove Acqua Viva. Zato što je ovdje živa voda i ovdje su makete ovih fontana. Evo je jedna, evo je druga, evo je dolje i treća. A Collecroce se zove jer je križ bio na križanju 2 puta. Po tome su Hrvati nazvali to mjesto bez Acqua Viva samo Kruč, što je jedno talijanizirana forma križa. I ovdje u Kruču, domu literature, razne rasprave o povijesti moliških Hrvata. Jesu li došli iz Omiša ili iz doline Neretve. Napravili su nakon mnogo godina rada kapitalno djelo, riječnik s 4000 riječi jezika koji se zove Ponašo. Kako vi kažete cigareta? Normalmente sigareta, però naši stari su govorili pur dimica. Su govorili dimica, tako imamo frater, nimamo riječi za ženske, kažemo fratrica. Smo kazali fratrica. Neke riječi se nikad ne mijenjaju. Evo recimo kupovat, kupus i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Što znači ovo kurč? Koji? Kurč. Kurč znači kunić. Zec. Ne, zec mi zovemo zec. Ma domački zec, kurč, kunića mi zovemo kurč. Kruh ili hljeb? Ne, kruh imamo mi. I kažemo i tako, kažemo jedan hljeb kruha. Za veliki komad kruha. Mi kažemo, zovemo jedan hljeb kruha. Simpatično društvo, ljubezni i susretljivi, ali treba pošteno reći, ovaj dio Italije u dubokoj ekonomskoj krizi. Mlađi odlaze, poljoprivredne mirovine nisu neka sreća, pa se ovdje kuće mogu dobiti jeftino, čak i za badavu. Ci sono case da 60-70 metri quadrati e quelli se sono messe su bene, diciamo che con 30.000 euro uno le compra. Si può comprare una casa per 30.000 euro? Sì. Se è messa su benino. Se è fatiscente come ho abbandonata, perché qui diciamo che buona parte delle case qui, specialmente nel borgo, nel centro storico, sono tutte case vuote, perché la gente è andata via oppure ha costruito altrove e è andata via, le ha abbandonate quelle case, quindi quelle case lì c'è più di qualcuno che te le regala, insomma. Uvijek isto pravilo, gdje je jeftino, gdje je lijepa priroda s dragim ljudima, nitko ne kupuje kuće.
U Sodomi i Gomori, Las Vegasu i Šangaju cijene kvadrata lete u nebo. Ljudi smo, nismo Robinson.